Agrigento, città turistica, è vero, ci si riempie la bocca, in effetti le potenzialità non mancano, anzi ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, ma poi quando dalle parole bisogna passare ai fatti ecco il cortocircuito, i servizi dove sono latitano, a cominciare dalla pulizia delle strade, anche quelle che si trovano nel cuore della città. Ecco lo scenario che si presenta in questo vicolo, siamo proprio accanto alla sede del municipio, in piazza Pirandello. Questo signore, un emigrato che torna per le vacanze estive da Como, dove vive, sfoga tutta la sua amarezza ai nostri microfoni. E tutte le volte devo salire questa scala che fa schifo, non per me che sono agrigentino, ma per i turisti che ci passano. Tutta la scala è nata così, sacchetti, spazzatura, bottiglie pisciate in tutti gli angoli. Non è certamente decoroso. Non è certamente... Certamente decoroso. No, mi faccio meraviglia che siamo vicino al comune, vicino a una targa di Luigi Pirandello e questo è uno scandalo. Poi sono anni che non si riesce a leggere le sigle che ci sono, le lettere che ci sono lì. Adesso c'è il commissario, cosa si sente di dire? Ma il commissario non lo conosco, conoscevo il sindaco Zambuto e quindi qualche cosa con lui cercavo di collocare, di parlare e qualche cosa faceva. Però sono anni che parlo con gli impiegati del comune, l'assessore, tutti, ah sì, non l'avevo visto. Ecco, un turista che deve leggere lì, deve leggere quei segni che ci sono. Io come devo fare? Questa strada qua l'ho pulita io 3 anni fa e mi hanno detto che sono matto a fare questi lavori. Una vergogna. Mi dispiace che sono un turista che vengo da Como, vengo ad Agrigento perché mi piace il mio paese, lo amo. Io non voglio dire che Como è migliore di Agrigento, però voglio stare bene. Io tutte le volte devo fare questa scalinata qua, è uno schifo. E questo è l'esempio. Poi c'è da pagare la tassa sui rifiuti. Faccio pagare la tassa, pago la tassa profumatamente, mi arriva tutto a Como, pago tutto.